Bene, con altri due ospiti quest'oggi, quindi siamo col direttore generale della Superba Calcio e il vicepresidente. Partiamo insomma dal direttore generale che te l'ho subito. Sì, Francesco Malinconico, buongiorno a tutti. Walking football, insomma uno sport nuovo, un ritrovarsi, un momento anche di convivialità, però insomma parlando un po' dello sport, di questo nuovo sport. Sì, allora, diciamo che per me è un mondo nuovo perché sono anche direttore tecnico del settore giovanile della scuola calcio e mi sono dedicato sempre al calcio tradizionale. E poi il nostro capitano Borsetti mi ha chiamato chiedendo la possibilità di iniziare questa nuova avventura e l'abbiamo accolto con grandissimo entusiasmo e quindi ci siamo sempre più documentati perché comunque è uno sport diverso, particolare, ma a noi piace tantissimo il fatto che possa integrare comunque i cosiddetti diversamente giovani. Noi gestiamo ragazzini che stanno dal 2019 sino alla prima squadra e quindi era un'idea ottima per ampliare, diciamo, il parco dei nostri tesserati e dare la possibilità a tutti di fare sport in una maniera sana. E so che ci tengono tanto, me l'hanno detto, al terzo tempo, quindi abbiamo preparato un terzo tempo alla Ligure con le lasagne al pesto che penso che da Novara e Pinerolo apprezzeranno, la cima alla genovese, quindi diamo un po' del nostro per questo primo torneo nazionale da noi. Quindi lo sport per giovani, giovanissimi e anche per insomma, gli over. Vicepresidente, Buongiorno, Roberto Parrilli, vicepresidente della Superba Calcio, e intanto siamo onorati di ospitarvi e di partecipare alla vostra intervista. allora lo sport per grandi, per piccini, questa è la Superba Calcio insomma, con questa novità abbraccia un po' tutta la famiglia. Assolutamente, questa è stata un'iniziativa che abbiamo apprezzato perché noi ci riteniamo una grande famiglia e che deve far crescere dai più piccoli e deve continuare a coccolare in qualche modo anche quelli che sono i loro nonni, che hanno piacere di fare il tifo per i ragazzini, ma anche di essere tifati e sentirsi ancora giovani, come in realtà lo sono poi alla fine. E quindi noi abbiamo appoggiato e incentivato questo progetto con grande entusiasmo e con grande passione per lo sport, perché poi lo sport deve essere divertimento, gioia e deve portare un sorriso sul volto di tutti. Per noi, dai più piccoli ai meno giovani, è una missione che dobbiamo portare avanti per la città e per questa regione. Quindi per le famiglie che vogliono insomma, aggregarsi a tutto questo bel progetto, partecipare sia con i giovani insomma, che con gli altri componenti della famiglia, la Superba Calcio e i vostri riferimenti. Assolutamente, il progetto è appena nato e abbiamo iscritto la prima squadra che è over 60, però vorremmo continuare con iscrivere quelle che possiamo definire nuove leve e quindi continuare con gli over 50, gli over 70 e è anche uno spazio importante per le donne che vogliono partecipare, anche ex calciatrici che vogliono partecipare a questo sport, possono iscriversi nella leva over 40. Ovviamente possono scriverci direttamente in società a info@superbacalcio.it e dove possono lasciare indicazioni, richieste e dove noi accoglieremo con grande gioia e con grande entusiasmo qualsiasi persona abbia voglia di continuare a mettersi in gioco. Quindi per tutta la famiglia, anche per le signore, la Superba Calcio vi aspetta.